Fini avanti, marcia! Inquadrati per due, mantenendo il passo, come si faceva nei trasferimenti durante i campi estivi o le esercitazioni tra le montagne. Così gli alpini del gruppo di Preganziol stanno affrontando le tappe di avvicinamento alla 94esima adunata nazionale di Udine. Partiti domenica mattina, lunedì sera si accamperanno a Motta con tutto quello che serve adeguatamente caricato, ricordando le regole del servizio militare. Non camion CM52 o CL75, ma un apecar operativo che allontana ulteriormente i tempi dei birocci e delle adunate sguaiate. Un esempio di efficienza alpina che però non vuol dire raffreddare l'entusiasmo del ritrovarsi, come qua a Piavon, dove il drappello in viaggio verso il Friuli è sostato per il rancio di mezzogiorno. Applausi e pacche sulle spalle, con la mente già al prossimo fine settimana. Ci troviamo tutti quanti assieme in una settimana di festa, una cosa che ti resta nel cuore per lungo tempo. Un gruppo che di marce di avvicinamento ne ha fatte davvero tante tra gli applausi delle comunità che attraversavano. Ci chiamano dentro, ma dobbiamo limitarci anche perché dopo, se no, un colpo, 2, 3, dopo va a finire come è successo a Vittorio Veneto, siamo arrivati 4 ore in ritardo e avevamo... Perché con tutta la gente... La gente ci offre, come fai a dir di no? Gruppo che ha anche un coro, tra l'altro con appuntamenti già fissati da non mancare. Ma per tutti il vero momento immancabile è l'accoglienza del campo aperta a tutti. L'indirizzo qual è? Via Biella 85. E se arriva qualcuno per un'ombra? Sempre là, sempre là. E vieni a visitare il nostro impianto a piova, perché noi siamo il famoso impianto a piova. Bianco, rosso e grappa, con i rubinetti, tac, 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 tac. E prima di riprendere la marcia, l'ultimo pensiero va immancabilmente alle mogli. Rientreremo lunedì tardo pomeriggio perché dopo noi dobbiamo fare altre cose, insomma, è una Forse, settimana di festa. forse. Ma no, direi proprio di sì, dai, anche perché sennò le donne dopo ci sparano, cioè dobbiamo avere pazienza perché siamo tutti quanti un po', adesso c'è anche mia moglie che vede questa intervista qua, quindi sì, arriveremo lunedì sera comunque, senz'altro lunedì sera saremo a casa, sì.